Beh, è un momento importante perché ci sono 1000 persone e non sono 1000 spettatori, ma sono 1000 agricoltori, e quindi con i loro familiari, tutta gente interessata, tutta gente attenta ai dati. È un esempio di una grande forza di un settore che è il settore del prosecco, che però nell'intervento che io ho fatto ho sempre e ho voluto ricordare che i mercati sono talmente in fibrillazione che insomma ci sono delle variazioni talmente forti da un giorno all'altro che bisogna stare attenti a tutto. Bisogna stare attenti al costo dei fitofarmaci, al costo dei fertilizzanti, ma anche alle stesse quotazioni delle materie prime in generale. Quindi sì, un enorme risultato da inchinarsi. Diceva prima il presidente Zaia 4 miliardi e oltre di PIL, di export, quindi una cosa grossissima. 20.000 addetti, cioè un numero enorme. Però bisogna in qualche maniera usare degli antidoti anche a queste fibrillazioni di mercato. E gli antidoti sono quelli che ho presentato prima, cioè c'è un pacchetto UE del 5 dicembre del 2025, Mh. che è un pacchetto importante perché dà un contributo dell'80% alle aziende, al 60 e all'80 ai consorzi, contro ad esempio le variazioni improvvise di mercato, per la penetrazione su alcuni mercati particolari che magari quel prodotto non ha l'allungamento dei tempi anche per rimanere sul mercato fino a 9 anni. Sono dati questi che possono aiutare a proteggere il mercato, cioè a proteggere una situazione che, magari improvvisamente ti ritrovi fermo, come è successo coi dazi, del presidente Trump. E io ho studiato al ministero, perché sono presidente della conferenza Stato-Regioni, con i tecnici del ministero questo pacchetto, devo dire che finalmente l'Unione Europea stavolta c'ha Ce l'ha azzeccato, fatta. perché forse, anzi senza forse, c'ha anche proprio capito che qualcosa di nuovo, ma anche di fibrillazione vera dei mercati stava venendo avanti. E poi alla fine nel mio intervento ho presentato questa iniziativa che secondo me è lodevole, perché, andremo ad approvare una delibera sui, vigneti eroici Mh-mh. per ringraziare tutti quelli che lavorano, fanno fatica, rischiano la vita a volte anche con delle macchine che si capovolgono, ma che difendono un prodotto che è l'immagine del prosecco, che è l'immagine praticamente il patrimonio, diciamo di tutta l'umanità in termini di colline, ma è anche un patrimonio del consumatore, perché il consumatore quando prende una bottiglia in mano ha quell'immagine, ha l'immagine di questi vigneti così appiccati con una pendenza al 30%, con un rischio anche elevato di lavoro. Ecco, su queste considerazioni io chiuderei con una cosa che sto facendo, che è un po' apprezzata anche dagli altri colleghi delle altre regioni, un tavolo sul rischio meteorico in generale, sulle Mh. avversità atmosferiche e sul mutualismo, un tavolo che possa in qualche maniera creare un modello veneto. Guardate che è una roba importante questa. Quando vien giù una grandinata, quando vien giù una gelata, c'è una perdita fortissima di prodotto. I premi delle assicurazioni sono altissimi sul prosecco, 2.500 €, 2.700 €, premi che sì, ci stanno, ma che sono pesanti. Su altri vitigni, ad esempio, su altre coltivazioni, i premi sono proporzionalmente ancora più pesanti, magari minori, ma con un PIL a ettaro molto più basso. Ecco, questo tavolo, a mio avviso, potrebbe riservare delle soddisfazioni. Uso il potrebbe perché non è facile metterlo in campo, non è facile realizzarlo e non è facile neanche trovare le risorse giuste Attuarlo. per attuarlo. Però è una cosa che io ho da tempo dentro di me. Il mutualismo è una parte di me stesso. Io ho fatto, ad esempio, la tesi di laurea sul mutualismo finanziario delle casse rurali, quindi in qualche maniera vorrei portare questa esperienza perché serve. E quindi serve al tessuto produttivo, ma serve anche a tutto il mondo dei consorzi.